In volo gli Eurofighter e gli F-35 dell'Aeronautica Militare Italiana, assieme agli F-35 della Svizzera e gli F-16 americani, assieme per affinare le attività di coordinamento e favorire uno scambio di conoscenze tecniche. Un'esercitazione importante che arriva in un momento storico internazionale delicatissimo, alle porte il Medio Oriente in fiamme e la guerra tra Russia e Ucraina. L'aeronautica militare e la Forza Armata si prepara costantemente e costantemente garantisce il servizio di sorveglianza del nostro spazio aereo nazionale. Esercitazioni come queste con la SIFEX ci permettono anche di cooperare con paesi che non sono necessariamente nella NATO come la Svizzera, ma che sono dei nostri vicini e si integrano di fatto in maniera molto naturale nel dispositivo che è stato creato per questa esercitazione, ma che è lo stesso che fondamentalmente assicura il controllo dei nostri cieli nazionali, ma anche cieli di tutta l'Alleanza Atlantica. Un lavoro che va avanti da anni, spiega il generale Lante, e che assicura la perfetta interoperabilità tra le forze armate. L'importanza è saper garantire questo tipo di integrazione sia qui in questo contesto, sia in tutti gli altri contesti in cui le nostre forze armate, l'aeronautica militare e le forze di altri paesi vengono chiamati ad operare. Piloti giovani che devono operare insieme e risolvere situazioni complesse come quelle per le quali ci stiamo addestrando ora, soddisfatto il generale svizzero Merz, che aggiunge: Ja, vielen Dank für diese Frage. Also bei uns, visto che lo spazio aereo svizzero è limitato, per noi è molto importante poter cooperare con voi come nazione, perché avete delle disponibilità molto maggiori che le nostre, comunque a imparare a cooperare, e soprattutto perché noi abbiamo dei limiti che sono imposti da quello che è il servizio di volo, che non possiamo fare da noi. Per noi l'importante è anche questa collaborazione, poter anche avere delle forze che sono rappresentate dagli americani e da altre nazioni. Fino al 13 giugno le due nazioni opereranno insieme fianco a fianco, studiando procedure e attività nei cieli, i velivoli di forze diverse ma unite dalla stessa consapevolezza: difendere i propri territori.